Bondi essint al domo di Venzon, la domenica è messe de sundi, si doprin la nostre lingue mari. Al succede ogni tanto che un foresta domani diciamo domai che la messe si dice per Furlan, o se poi vede un suoi o un librutto, quei testi e quei chians che l'ascoltano. Anche qualche Furlan che te so parrocchie non l'ha mai avuto occasione di ascoltare una messa te lingue mari, si ferme per dire che si è commovuto. Per noi, pre des iglesie furlane e no dome, per noi è importante per la lingua mari, la lingua del cuore, in famiglia, le scuole, inglesi, dal paese, perché è pan la nostra identità e è l'espressione più importante delle nostre coscienze identitarie. E tal mondo de globalizzazione, queste coscienze è fondamentale. A manco per due ragioni. La prima, per noi mamisi e restare cemusa in una società uniformante e volevante. La seconda, perché la coscienza delle proprie identità storiche, culturali e linguistiche aiuta e a parte avere rispetto per tutte le identità differenti. Una ultima roba. Sono 50 anni che scombattiamo i lavorini, perché anche in preghiere e liturgie è venuto a parlare della lingua del cuore. È stata voltata la Bibbia per Furlan, ma stiamo aspettando l'approvazione dal messale in lingua furlane. E sarebbe domani che la Congregazione Vaticana, la CEI e la Curia di Udine si dessero una mossa. Augurinsi che anche la giornata delle lingue mari sia una buona occasione per farnos crescere coscienze identitarie e per farnos sentire furlans, europeans e ospiti rispettosi in che chiese che viviamo tutti insieme la terra. Buonasera.